Ciao, sono Marta Castiglioni, componente di segreteria CISL Verona. Le pari opportunità per uomini e donne nel mondo del lavoro ancora non sono effettive. Le ragazze entrano nel mondo del lavoro con le stesse aspettative dei loro colleghi maschi. Molto spesso questo si infrange anche prima del diventare madri. E tutto perché ancora adesso la società italiana in particolar modo vede il lavoro di cura e il welfare familiare a carico del mondo femminile. Non sono solo i figli, molto spesso è tutta la cura riferita alla gestione familiare. Sappiamo che molto rispetto alla mia generazione pian piano si sta muovendo, ma non è ancora sufficiente. Servono leggi a supporto che sono state fatte e che però non riescono ancora a scalfire un modello culturale che ha i suoi effetti sociali ancora pesanti. A Verona in special modo vediamo le donne impiegate nei servizi dei terziari. Verona è molto esposta sul turismo e quindi tante sono le donne che lavorano nei servizi per il turismo, ma poi c'è la cura della persona, quindi tutto il sociosanitario, l'educazione, la scuola. È vero che poi c'è il terziario degli impiegati, sono ancora comunque ruoli in qualche modo che rientrano nello stereotipo. La pandemia ha pesato molto sul mondo del lavoro e sul mondo del lavoro delle donne in particolar modo. Le donne hanno continuato a lavorare nel sociosanitario, tentando di gestire la vita familiare con la vita lavorativa. Le donne sono state quelle che hanno continuato a lavorare in smart working o lavoro da remoto finché gestivano la DAD dei figli. Le donne sono quelle che a un certo punto si sono sentite di dover scegliere tra quello che potevano e volevano fare. Alcune che rimanevano nel mondo del lavoro si sono autoescluse e ora che vediamo che i numeri tendono a riposizionarsi sono quelle che fanno più fatica a rientrare in questo mondo. Per questo faremo un evento in cui tenteremo di focalizzarci su quelli che sono i dati reali con l'aiuto di Veneto Lavoro proprio il 24 di marzo per tentare di avere l'idea con i dati precisi di quello che ci è successo in Veneto e a Verona in particolar modo.